Siamo nella splendida cornice di Ca del Poggio, qui a San Pietro di Feletto. Abbiamo la fortuna di avere con noi Mister De Biasi che ci racconta insomma com'è andata l'esperienza di Italian Football Talent. Questa sera celebriamo quella che è stata forse l'estate più entusiasmante degli ultimi tempi. Sì, è stata un'estate veramente molto bella con queste 2 settimane tra Cortina e Corvara, che ci hanno dato grandissima soddisfazione perché abbiamo visto i ragazzi molto contenti, le famiglie che hanno trovato i loro ragazzi entusiasti alla fine delle 2 settimane. E siamo qui per questa sera per celebrare i nostri sponsor, per ringraziarli di averci fatto un pezzo di strada insieme e di poter fare un pezzo di strada ulteriore nel proseguo, anche perché la stagione prossima sarà decisamente molto più ampia e avremo un grande lavoro da fare. Mauro Benedetto è stato sicuramente molto felice grazie a questa nostra iniziativa insieme a QDP che è stato molto con noi, che ci ha dato una grande mano, questo sicuramente, e il fatto che questo ragazzo ha vissuto un'esperienza unica credo e che se la ricorderà a lungo nella vita, anche perché questo ragazzo ha delle buone qualità e credo che magari il prossimo anno sarà ancora con noi. Ecco, lei crede molto nel trasmettere i valori dello sport alle nuove generazioni. Forse è un mantra vero e proprio per quello che sarà il proseguo del suo cammino come allenatore, come educatore direi. I valori dello sport che aiutano nel vivere meglio la vita di tutti i giorni, perché se tu ti fortifichi all'interno di un gruppo, di una squadra e hai dei sani principi, dei sani valori, lo sport ti aiuta a crescere, ti dà una grande mano, sia dal punto di vista non parlo solo dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista formativo, di condivisione di una piccola realtà che è una realtà di alcuni compagni che insieme a te perseguono un obiettivo ed è quello che poi nella vita devi fare se vuoi andare lontano. Allora possiamo dire arrivederci al 2020 per il suo campus Italia Football Talent. Arrivederci al 2020, vi aspetto numerosi perché sarà un'esperienza ancora più bella della passata stagione. Con il collaboratore di Mister De Biasi, Otello Di Remigio, lei ci racconta l'esperienza dal suo punto di vista. Che esperienza è stata per i ragazzi? Beh, è stata un'esperienza fantastica, sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista umano. Abbiamo dei collaboratori, degli allenatori che sono con me da molti anni. Io da 18 anni faccio i camp, ho fatto i camp per il Milan qui in Italia, nel nord-est, e poi anche ho fatto i camp per il Milan in Guatemala, Honduras, Costa Rica, Kuwait. E penso che questi 2 camp che abbiamo fatto con De Biasi siano veramente una chicca, veramente fatti veramente con grande qualità. I ragazzini anche hanno dimostrato un enorme entusiasmo durante le settimane e sono sicuro che il prossimo anno faremo ulteriormente bene. Anche lei è di Sarmede, quindi questo territorio, l'Alta Marca Trevigiana, è davvero espressione di eccellenza nel campo sportivo, nel campo anche dell'educazione allo sport. Sicuramente è un piccolo paese ma molto effervescente dal punto di vista culturale e sportivo. Lì c'è la mostra dell'illustrazione per l'infanzia internazionale e oltre a me e a Gianni De Biasi ha avuto anche Vito Favero, il grande Vito Favero che è arrivato secondo al Tour de France, conosciutissimo nel mondo del ciclismo, e poi abbiamo anche a livello religioso abbiamo l'arcivescovo di Loreto, Monsignor Dalcin, anzi eccellenza Dalcin Fabio, che è arcivescovo di Loreto e anche nunzio qui alla Basilica di Padova, di Sant'Antonio.